Almeno per come lo interpreto io, il Tempio Internazionale del Donatore è come una cometa che accompagna tutti i soci donatori di sangue e di organi verso l'infinito, un qualcosa che ha a che fare sicuramente con la nostra vita, ma con il nostro futuro, con la nostra voglia di vivere e di far vivere. Perché nasce un Tempio Internazionale del Donatore all'ombra di una battaglia alle falde del Monte Cesena, ma nasce in questo territorio perché fa parte, secondo me, di una storia italiana, di alcune persone che all'epoca erano i giovani del territorio, che hanno vissuto l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, nemici all'interno delle proprie abitazioni. Sicuramente hanno pensato di dedicare qualcosa alla vita. Da questa esperienza hanno saputo creare in questo territorio un segno di vita. Il Tempio per me è stata una cosa in cui ho visto nascere. Io la mia infanzia l'ho sempre passata a Pianezze, 2 mesi d'estate con la nonna, e quindi la piazza era il nostro cortile, la nostra vita, e venivamo a vedere tutti i lavori che procedevano, che andavano avanti, e incuriositi da questa cosa maestosa che stava nascendo in quest'angolo della piazza. Diciamo che il legame nasce da piccolo anche per me, perché quando ero piccolo venivo qua in ferie con i miei genitori, ho visto nascere questo tempio, in più ho fatto il donatore, ho fatto 56 donazioni, siamo come una famiglia. L'idea di partecipare al censimento I luoghi del cuore del FAI con il sostegno anche della Banca Intesa San Paolo è una conseguenza del fatto che nel 2017 questo tempio è stato reso inagibile. Per 4 anni era stato chiuso e avevamo bisogno di risorse, soprattutto economiche, per poter fare l'intervento di ripristino. Siamo partiti. Questo ci ha permesso di raccogliere oltre 7.400 voti, che ci ha permesso di arrivare primi in Veneto, e questo ovviamente grazie alla rete del FAI e ovviamente il supporto anche di Intesa San Paolo siamo entrati in una rete più grande e in un settore ovviamente diverso dal nostro, e ci siamo arricchiti come immagine. Già il Tempio era abbastanza conosciuto, però questo ha fatto un salto, un passaggio di qualità. Successivamente, dopo aver partecipato a questa iniziativa, è arrivato un altro bando da parte sempre del FAI e di Intesa San Paolo per il recupero di opere di particolare importanza storica. Quando noi abbiamo fatto l'intervento di restauro di questa struttura, abbiamo dovuto spogliarla completamente di tutto ciò che c'è dentro e abbiamo ovviamente tirato giù anche quel crocifisso appeso nella parete lato ingresso del Tempio, che era lì praticamente da sempre, l'abbiamo sempre visto là. Però quando l'abbiamo toccato con mano ci siamo accorti che era veramente taroccato, ci ha fatto pena. Abbiamo deciso di fare uno sforzo in più e di pensare a un restauro. Il recupero del crocifisso è stato realizzato anche e soprattutto grazie al supporto del FAI e di Intesa San Paolo, che hanno finanziato gran parte del restauro stesso. Il lavoro del restauro del crocifisso è consistito nello sviluppo di varie fasi lavorative molto lunghe e complesse. Dopo una prima fase di diagnostica, nella quale abbiamo appunto operato con le radiografie soprattutto digitali e le analisi chimiche nel riconoscimento dei materiali, non tanto quelli costitutivi, quelli originali, ma quanto soprattutto dei vari strati di ridipintura che c'erano sopra. Una volta quindi ottenuto questi risultati e anche elaborato il metodo di intervento, si è passati alla seconda fase, quella della pulitura, molto difficile e laboriosa. Si è risolto praticamente con la rimozione di 7 strati di ridipinture date nelle varie epoche, soprattutto le ultime 2, quelle novecentesche, erano abbastanza grossolane, che davano quindi un risultato appunto di un'espressione di un Cristo, addirittura con gli occhi chiusi, che poi invece è rivelato non essere. Tra l'altro la scoperta più bella fatta è quella che rientra in un crocefisso proprio della prima metà del 400.
è sicuramente un artista di ambito veneto, è una tipologia che rientra proprio nella categoria dei crocefissi cosiddetti dolorosi. Da come siamo partiti quindi abbiamo delle caratteristiche che appunto sono adesso ben riconoscibili e ben visibili per fortuna, e sono la magrezza appunto del Cristo data dalla esagerazione, la rarezza dei tendini sia nelle braccia magre che appunto anche quelle dei piedi, nell'evidenziazione del costato, nella curva epigastrica, nell'addome rigonfio, ma soprattutto la cosa più bella e importante che abbiamo potuto tirar fuori è anche l'espressione nuova del volto, quindi occhi aperti del Cristo e soprattutto i denti e la lingua che lo rendono proprio nella sua drammaticità. È stato emozionante arrivare alla fine del restauro e mostrarlo appunto alle persone che ovviamente avevano una preconoscenza anche dell'opera, ma non solo, e sentire il loro commento. Il loro commento è stato: ma è stato restaurato, cioè ecco, questa è diciamo per me la gratifica, perché vuol dire che il mio lavoro è stato ben fatto, non così evidenziato, e che in realtà quello che deve poi fuoriuscire è proprio l'opera. La ricchezza, ed è anche un motivo della scelta del restauro di quel crocifisso, è che ci siamo accorti che fa parte della storia del territorio. Abbiamo delle memorie storiche dei cittadini, specialmente di quelli anziani del territorio di Valdobbiadene, e la storia più emozionante da un certo punto di vista, che è quella più attaccata poi alla storia di chi ha vissuto l'esperienza di una guerra, è che quel crocifisso durante la prima guerra mondiale era all'interno di una chiesetta, ma non sappiamo ancora quale di preciso, in riva al Piave, e durante i combattimenti purtroppo i giovani morti in guerra venivano i corpi accatastati all'interno di quella chiesa, dove c'era quel Cristo lì che vegliava le salme di quei giovani morti in attesa di essere recuperati e mandati al loro destino. Questa è una storia di cui non possiamo dare nessun tipo di certificazione, però la danno per certa alcuni vecchi personaggi.